Siamo in compagnia di Francesco Messina, che è responsabile dello sviluppo della nuova Accademia Giovanile del Calcio qui in Sardegna. Ovviamente ha rilasciato un'intervista al nostro sito qualche mese fa dove dice che uno degli obiettivi del vostro progetto era quello di limare un po' uno dei limiti che c'è stato sino adesso nel calcio sardo, cioè quello della poca cooperazione, diciamo, tra addetti ai lavori. Perfetto, sì. Le chiedo se dopo 5 mesi questo diciamo, gap si è un po' accorciato, ci sono delle novità positive in questo senso oppure no? Beh, già dal numero delle società che sono affiliate in questo momento al progetto possiamo dire di sì, nel senso che il nostro obiettivo era appunto quello di cercare di creare un consorzio tra società e già una ventina di società si sono avvicinate a questa idea progetto. Quindi in questo senso già ci siamo avvicinati verso il nostro primo obiettivo, che era appunto quello di creare un unico intento, cioè capire qual era l'utenza alla quale potersi rivolgere. Quindi abbiamo capito che tutto il territorio regionale ha bisogno di avere nuove informazioni sul mondo del calcio. Non abbiamo la presunzione di formare o di creare tecnici di grandissimo livello, abbiamo l'idea di informarci tra di noi attraverso che cosa? Attraverso il confronto, è qualcosa che manca un pochettino, diciamo, nel settore tecnico, e attraverso NAG siamo riusciti a fare in questo momento a mettere le basi perché questo percorso si possa avviare. Abbiamo società che da Cagliari a Olbia, passando per Sassari, per Bosa, per Nuoro, si stanno avvicinando a questa idea del progetto. La cosa più importante è che molti tecnici, perché parliamo già di un'utenza di quasi 200 tecnici che si sono avvicinati ai nostri moduli informativi, e quindi NAG ha già messo le basi per poter andare avanti. Ovviamente questi moduli formativi sono guidati da tecnici competenti che provengono da diverse esperienze nel mondo giovanile, nel mondo del calcio anche professionistico e soprattutto dal mondo della scuola, quindi tecnici che vadano a dare delle informazioni strutturate, importanti, legate alla formazione dell'allenatore, visto anche come educatore, visto anche come insegnante. In questa direzione, diciamo, è stato molto importante l'aver, tra virgolette, acquistato, insomma, Antonio Acconcia, dei pezzi da 90 di Coverciano. Che tipo di collaborazione si sta instaurando con questa figura? Allora, intanto diciamo che arriva dal centro tecnico di Coverciano e per noi è il gotha del sapere calcistico in Italia, ma possiamo dirlo a gran voce in Europa. Il professor Acconcia è una persona splendida perché viene dal campo e quindi conosce quelle che sono le tematiche e quelli che sono i punti deboli del gioco del calcio, non soltanto del gioco del calcio parlato, quindi, ma del gioco del calcio pratico. Ed è quello che emerge dalla sua personalità, quindi avere la possibilità di dialogare con delle persone che di campo parlano, ma che sviscerano i problemi del mondo del calcio e non lo mettono da parte per evitarlo, il problema per noi è molto importante. E poi avere un dialogo diretto con Coverciano per noi è una porta grandissima che si apre, perché per la nostra realtà già è difficile avere la possibilità di avere dei professionisti che vengano a partecipare alla loro esperienza, figurarsi se poi i docenti che formano questi professionisti si mettono a nostra disposizione. Antonio Acconcia è il direttore dei corsi di Coverciano e si occupa dell'organizzazione dei corsi per i professionisti, quindi per noi, per l'intero gruppo tecnico regionale è una grossa opportunità di confronto, certo. Perché ritorniamo al discorso sempre che non facciamo formazione ma facciamo confronto. Certo. Ecco, sul vostro sito accademiadelcalcio.com c'è un'area dedicata non soltanto alle squadre, alle zone della Sardegna, ma anche a due aree, insomma, del territorio africano, cioè Senegal e Nigeria. Come spiega questo interesse? Beh, agendo in Sardegna, comunque, anche se un'isoletta in una realtà multirazziale, nelle nostre realtà comunque queste comunità si vanno sempre più affermando, e allora aprire una finestra a chi ha bisogno di vivere anche momenti di aggregazione, non soltanto legati al gioco in generale, allo sport in generale, è stata l'idea che ci ha portato ad avvicinarci a queste comunità.
loro hanno visto di buon grado questa possibilità e si sono avvicinati con molto entusiasmo, e quindi ora stiamo instaurando anche dei rapporti per poter ospitare loro ed essere noi poter andare in visita per portare quello che è il gioco del calcio non come fine, quindi come obiettivo finale, ma come veicolo per portare un sorriso piuttosto che un attimo di aggregazione. Certo. Ecco, per concludere volevamo un attimino fare un po' di chiarezza sul rapporto con la FIGC. All'inizio c'era stato un po' forse qualche malinteso con il presidente del Pinco e gli altri vertici, quindi insomma ci piacerebbe insomma, che utilizzasse noi del terzo tempo come veicolo di... Guarda, io parlo per quanto è stata la mia bellissima esperienza in federazione. Più di 10 anni ho avuto modo di collaborare con i vertici federali, regionali e nazionali e provinciali per quanto riguarda appunto l'aspetto della FIGC provinciale di Sassari. Devo dire che forse sono state solo e esclusivamente semplici malintesi, anche perché NAG non ha la presunzione di affiancare un'istituzione grande come la federazione, tantomeno quella di voler creare un antagonismo, anche perché non rilasciamo alcun attestato. E quindi anzi l'idea nostra è quella di sensibilizzare i tecnici di settore giovanile non qualificati ad avvicinarsi all'ottimo lavoro che già la federazione svolge in campo regionale e in campo nazionale per quanto riguarda appunto la formazione vera e propria del tecnico. Quindi sia i corsi con i FIGC, sia i corsi per UEFA allenatori di base, che i corsi appunto portati avanti dall'AIA, che sono dei corsi che attestano, che abilitano all'insegnamento. Noi vogliamo fare solo un percorso informativo e allo stesso tempo avvicinare i tecnici a questo tipo di attività federale, quindi nessun antagonismo, nessuna rivalsa o tantomeno situazioni che ci possano creare conflitti con la federazione. Andiamo invece ad avvicinare al mondo federale più completo, sicuramente più adeguato anche per rilasciare un'abilitazione al mondo del calcio giocato. Ripeto, non c'è da parte nostra alcun ostacolo e soprattutto alcun termine diciamo, di conflitto nei riguardi nei confronti della federazione, ripeto, per la quale abbiamo un grandissimo rispetto e una grandissima stima, perché sono delle persone, da Andrea Delpine ai collaboratori del Presidente, persone molto valide e molto qualificate, quindi assolutamente forse sono state voci di corridoio riportate e travisate, ma abbiamo avuto modo in questi mesi di parlare col Presidente e assolutamente anche lui ha manifestato alcuna situazione di disagio nei confronti di questo piccolo gruppo, ripeto, di persone che sta scendendo in campo per dare una mano ai tecnici, ma non per contrastare il lavoro, l'ottimo lavoro, sottolineo, fatto in tanti anni dalla federazione, assolutamente. Certo, va bene, grazie a Francesco Messina e buon lavoro, in bocca al lupo per questa Grazie a voi soprattutto per iniziativa. l'attenzione per il nostro gruppo di lavoro, grazie.